Ben ritrovati dalla redazione. È molto grave ciò che sta accadendo a Monfalcone, siamo vicini al golpe. Siamo certi di aver fatto tutto il possibile e non riteniamo corretto che in uno Stato laico il comune debba agire al posto di un privato. Mai è venuto in municipio un vescovo a chiedere un luogo dove pregare, ma se passa il principio che si debbano estromettere i bambini dalle scuole e palestre o gli adulti dal teatro e sale culturali, allora io mi dimetto. L'ha così scandito il sindaco di Monfalcone Anna Cisinta alla conferenza stampa dal non casuale titolo "Le amministrazioni comunali trattate come tappetini su cui pregare", fissata ieri prima di volare a Trieste per presentare la sua candidatura alle elezioni europee. Siamo a un punto di non ritorno perché l'ente si rifiuta di accettare che un qualche immobile pubblico venga destinato ad altri scopi che non siano quelli a beneficio dell'intera comunità e quindi nel caso lascerò la fascia tricolore perché non mi rappresenta più. Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei consigli comunali nei 114 comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 in contemporaneo con le elezioni per il Parlamento europeo. Lo ha confermato l'assessore alle autonomie locali per Paolo Roberti dopo l'approvazione del relativo provvedimento da parte della giunta regionale. Roberti ha quindi rimarcato che tutte le amministrazioni comunali interessate dal voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e pertanto la chiamata alle urne avverrà senza turno di ballottaggio. Trieste si è avvertito fino nella zona dell'università il boato a cui ha fatto seguito una colonna di fumo bianco della durata di circa mezzo minuto registrato da diverse testimonianze nella serata di ieri. L'esplosione è venuta poco prima delle 17:40 nella parte alta del bosco al Cacciatore, il cosiddetto boschetto. Numerosi testimoni che l'hanno sentita non senza paura. Ci stavamo allenando, hanno raccontato 3 giovani ragazzi nelle vicinanze dell'area attrezzata poco distante dal parcheggio all'angolo con via Chiadino, quando abbiamo sentito un botto molto forte, non sembrava un petardo. Le testimonianze sono arrivate da più persone intente a godersi il pomeriggio di sole lungo i sentieri del boschetto. Nessun intervento sul posto né da parte dei sanitari del 118 né delle forze dell'ordine. Completata la pulizia dell'area dei vivai ex Sgaravatti appena acquisita dal Museo Storico e il parco del Castello di Miramare grazie all'aiuto del personale del Corpo Forestale regionale. Nelle ultime settimane l'area è stata bonificata e ripulita dai rifiuti e materiali inerti e dopo un'attenta verifica sono stati eliminati gli alberi morti e pericolanti e sostituiti con una trentina di nuove piante. Queste nuove piante, cui si aggiungono anche 6 pini di Aleppo grazie all'eradicazione, assicureranno l'ancoraggio del pendio che confina con l'area sovrastante le scuderie del castello. Nella parte a sinistra dell'ingresso sono state ricostituite e consolidate le piccole aree terrazzate anche con l'utilizzo di nuovi inserti lapidei che provengono dalle cave di Aurisina. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: sulla costa e nei settori montani più interni in quota cielo poco nuvoloso, sulle altre zone cielo variabile, temperature massime in aumento, specie in quota e nel fondovalle tarvisiano, venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, le massime fra 22 e 25, sulla costa minime fra 11 e 14, le massime fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.